Appena segnato Badel, vi giuro, stavo per cliccare avvia registrazione e Badel l'ha insaccata. A prescindere, potremmo anche fare 3 gol sul finale, ma credo che questa sia stata una prestazione veramente orribile. Non agli stessi livelli della partita contro lo Spezia, sia chiaro, ma comunque orribile, veramente orribile. E oggi, se si concretizza questo risultato, ha vinto giustamente la squadra che ci ha provato di più. Nel calcio non è sempre collegato, non vince sempre la squadra che ci prova di più, ok? Ma oggi il Genoa ha ampiamente meritato la vittoria, ma di gran lunga. Noi abbiamo fatto schifo. Noi abbiamo veramente fatto schifo. È veramente allucinante. Un Cagliari soporifero. Nel primo tempo un Cagliari soporifero. E non nel secondo, che nel secondo si è cambiato qualcosa, Perché tolto quel parapiglia di 2-3 tiri con Keita e Marin nel secondo tempo, il Cagliari anche lì inesistente. Oggi male Bellanova. Non in fase propositiva, ma in fase difensiva malissimo Bellanova oggi. Lodiamoli i giocatori quando c'è da lodarli, ma critichiamoli quando c'è da criticare. E oggi Bellanova male. Oggi Bellanova molto male. Sinceramente faccio fatica anche a trovare un qualcuno di positivo oggi nel Cagliari, perché navigano tutti nella mediocrità, nell'insufficienza, perché non ce n'è stato uno che secondo me si sia fatto vedere più degli altri. Forse riesco a dare una sufficienza a Rog per quella sgroppata, ma nulla di più. Oggi una squadra brutta. Una squadra veramente brutta. Non è ancora tutto deciso. Non so se dire purtroppo o per fortuna, perché questo supplizio pare che non debba finire mai. Però il Cagliari al momento attuale non è ancora condannato alla retrocessione. Ci troviamo, se non mi sbaglio, a più 3 dal Genoa appunto e dalla Salernitana, con i scontri diretti a sfavore contro il Genoa, non scordiamocelo, e la partita ancora da giocare contro la Salernitana in trasferta alla Rechi. Cioè, se non vogliamo salvarci, cioè se vogliamo salvarci, se questa è la volontà della squadra, sul campo stiamo dimostrando esattamente l'opposto. Questa squadra oggi mi ha dimostrato, perdendo un altro scontro diretto nella maniera più orribile possibile, perché il Cagliari praticamente si può dire che non ha giocato, stiamo dimostrando di non volerci salvare. Sono schifato. Sono veramente schifato. Che merda. Che merda. Cioè io non c'ho parole. Io vi giuro ragazzi, non ho parole. Non ho parole. Questa partita è stata una merda. Una merda. Ma che schifo. Ma che schifo. Poi oggi abbiamo perso certi palloni, pure adesso De Iola, che cazzo ha perso? Io non c'ho parole, raga. Non c'ho parole. Finita adesso la partita. Che schifo. Che schifo.